Intanto attenzione, perché prima di presentare questi ragazzi abbiamo una squalifica relativa alla finale appena conclusa. Atleta che ha nuotato in corsia 7, Lapo Tinti SC Nuoto, è stato squalificato per arrivo irregolare. Dunque presentiamo questi 8 finalisti partendo dalla prima corsia occupata da Valerio Bivona, Oasi Laura Vicuna. In corsia numero 2 parte Giosuè Rocco, Zeuslab Montebelluna. In corsia 3 Gianluca Gensini, SC Nuoto. Corsia 4 per il circolo nuoto WISP, in questa gara è stato argento in categoria di Roma, Valerio Salzano. In 5 per l'Hydros Riccardo Cendron. Corsia numero 6 parte Vittorio Poles, Gymnasium Pordenone. Corsia 7 Franco Liuel Natale, nuoto gemonese. Corsia 8 Luca Scaramuzza, stile libero. Partita questa finale, record della manifestazione dell'anno scorso di Dylan Bonaguro, 2-2-13. Miglior tempo in batteria Valerio Salzano, CN Wisp Bologna. Abbiamo detto secondo l'anno scorso a Roma nella finale riservata ai 14enni, nonché medagliato di bronzo ai Criteria nei 200 misti. Salzano subito a prendere il comando, oltre un secondo sull'avversario più vicino che è Gianluca Gensini. 1,43 il distacco da Giosuè Rocco, terzo ai 50. ...2004 il suo anno di nascita, quindi anche nella prossima stagione sarà categoria ragazzi al pari di Cendron, mentre Gensini, che sta nuotando in corsia 3, atleta del 2003. Sempre invariate le prime 3 posizioni, con Salzano là davanti, Gensini in seconda posizione, quindi Cendron in terza. Sarà interessante seguire la lotta proprio tra questi 2 atleti, Cendron per il Veneto e per l'Hydros, Gensini per la Toscana e SC Nuoto, che si contenderanno in questa ultima parte di gara la seconda posizione. Là davanti invece ancora Valerio Salzano, 32,43 i suoi terzi 50 metri. Davvero interessante la lotta, i 175 sono ancora vicini, con Cendron leggermente davanti rispetto a Gensini. Torniamo là davanti però per accogliere il vincitore, Valerio Salzano, 2,05 e 66. Secondo posto Riccardo Cendron, 2,11 e 21, e quindi Gianluca Gensini terzo con 2,12 e 08.